Ambulanze bloccate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Attualmente ci sono circa 8 mezzi fermi perché tutte le barelle sono occupate e di conseguenza non si riesce a lasciare i pazienti nella corsia di emergenza e ripartire. Inoltre, molti di essi hanno lamentato disservizi nelle prenotazioni perché il numero 0922 40 73 50, che dovrebbe consentire telefonicamente di avere data e orario per l'erogazione della prestazione, non risponde, lasciando in attesa per più di un'ora chi vi si rivolge. E ancora altri disservizi vengono segnalati per via di un cambio dei codici nelle prescrizioni delle ricette che sarebbero entrati in vigore a far data dal 1° gennaio, ma alcuni dei quali non sono ancora stati aggiornati, creando problemi a quanti devono sottoporsi a prestazioni diagnostiche. Ma la lista continua, perché chi volesse rivolgersi al Sovracup tramite internet trova nella stragrande maggioranza dei casi questo messaggio: il CUP non risponde o non ha fornito la disponibilità entro il tempo massimo consentito. Clicca su modifica ricerca e il risultato è poi uguale. Sarebbe dunque opportuno un occhio più attento dei manager della sanità verso i disagi che incontra l'utenza.